Simone Mirante, 2 gol in questa partita e una vittoria mai in discussione. Ma devo dire la verità, abbiamo giocato bene, magari un po' stantuffo all'inizio, poi come ho fatto io 2 gol poteva farli qualsiasi altro elemento della squadra. Loro sono entrati abbastanza motivati, però magari un po' la superiorità dell'individuale ci ha permesso di andare avanti. C'era voglia di rivincita nell'ambiente dopo la sconfitta di settimana scorsa contro il Cotton Club. Adesso siete primi a 52 punti in classifica, anche se bisogna aspettare ovviamente il risultato dello stesso Cotton. Come affrontate le prossime partite? La prossima sarà contro il Chieco dello Scapicolo. Guarda, ci siamo voluti rialzare subito, anche se sono sconfitte abbastanza pesanti, pure perché è la seconda, una è stata in pareggio, comunque abbiamo perso i rigori, però guardiamo avanti, cioè, fatto di tante partite del campionato, abbiamo perso una partita al girone del ritorno, quindi penso che stiamo tenendo un buono standard. La prossima partita contro il Checco la affronterete con un punto di vantaggio nei confronti dello stesso Checco che ieri ricordiamo ha pareggiato. Quali sono secondo voi gli avversari più difficili, più forte il Cotton o più forte il Checco? Beh, guarda, il Checco sono due squadre assolutamente formidabili. Diciamo che insieme alla Venere e all'Eurobet cioè, è un campionato secondo me a parte. Però il Chieco ha grande esperienza e tutto quanto, ma diciamo mi rimangio un po' le parole dell'andata, dico il Cotton per adesso è la squadra superiore a tutti quanti. Va bene, grazie, complimenti.